Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello spettacolo Batman napoletano. Eccoci qui nel post partita di Udinese-Napoli. Piccola parentesi prima di iniziare il video. Dopo questo video registrerò anche il post partita del Milan, dove farò aprire una piccola parentesi della Lazio, perché mi è piaciuta di fare post partita della Lazio ieri. Vabbè, Napoli che perde per 1-0. Segna Zaniolo, se non sbaglio al 74. No, scusatemi, no Zaniolo. E Kellenkamp al 73esimo, 74esimo, una cosa del genere. E dopo, diciamo, dopo due gol che stesso Zaniolo segna, però vengono annullati. Il primo per fuorigioco e il secondo viene annullato perché c'è stato un fallo prima, un fallo prima su Lobotka, che ritorna a giocare dopo l'infortunio. E la stessa cosa vale per Gutierrez, che ritornano tutti e due in campo dopo il loro infortunio. Piano piano la Rosa sta pigliando forma dopo tutti questi infortuni. Mo manca chissà, vabbè, Lukaku che dovrebbe rientrare per la Supercoppa. Poi vabbè, Juan Jesus ci manca. Poi Meret e Anghissà l'ho detto, vabbè, Anghissà e Kevin De Bruyne ci manca a livello di infortuni, vabbè. Dopo dopo questi due gol annullati, Kellenkamp fa un bellissimo gol, devo dire, un gas sotto 7, cioè, non lo faccio uscire prima questo video perché ho scaricato DAZN sul telefono, che sulla TV poi mi faceva fare un casino per aprire DAZN, vabbè, perciò non l'ho fatto uscire prima, vabbè. Napoli che ha giocato una bruttissima partita. Secondo me in campionato ha fatto la partita più brutta in tutta la stagione in campionato. Poi proprio tra Coppa, Supercoppa e campionato e Champions League è stata quella con Benfica la più brutta. Vabbè. Ragazzi, non c'è niente, c'è poco da dire, non c'è quasi niente da dire. Zaniolo ed Enkelenkamp fanno una bellissima partita. Olun che si mangia il gol davanti alla porta verso la fine, verso l'80esimo. Su Assi, cioè, ci ha messo il cross Lucca, una delle poche azioni che ha fatto bene Lucca, cioè ha fatto l'assist, cioè ci vuole pure soddisfazione stare a Lucca, l'ha fatto l'assist, l'ha fatto l'assist, cioè non ti fa, cioè chi sta già ti fa l'assist, non ti va a prima mano, cioè manco soddisfazione sì, no? Cioè, vabbè, a parte questa scemità, però veramente, anche che hai messo un piede storto, cioè anche l'hai messo male il piede, però cioè, era difficile non segnare da lì vicino perché era a 2 metri dalla porta, cioè, pure un mio cugino di 2 anni ci riesce a segnare da quella distanza ravvicinata. Poi secondo me la prestazione che il Napoli ha fatto oggi, la brutta prestazione risale diciamo al morale. Dopo la sconfitta col Benfica mercoledì mercoledì sì, dopo la sconfitta col Benfica secondo me si è calato un po' il morale, però dobbiamo pensare a giovedì, tra l'altro partita che si giocherà alle 10 di sera, 10 di sera, finirà a mezzanotte, io starò là a mezzanotte a farvi il video, cioè, è strano, finisce a mezzanotte.
Vabbè, perché l'anno scorso iniziava tipo alle 6, 6 e mezza, massimo 8:45 qua in Italia, perché là in Arabia, a Riyadh, si gioca, c'è il fuso orario di 2 ore avanti, la giornata a mezzanotte finiscono alle 2 del mattino, cioè, cioè quando qua da noi in Italia finisce la partita a mezzanotte. Là è finita che sono le 2. Cioè, un orario, orari sempre più brutti. Cioè, boh. Vabbè, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao.